Martedì 6 giugno 2023, un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori, e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e del canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino e del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Approfondimento in merito a quanto accaduto pochi giorni fa sulla strada regionale Agordina. Agordina pericolosa, è da spostare. Nel cassetto da 15 anni il piano di un geologo per mettere in sicurezza il tratto dove un masso appunto ha centrato un'auto. Ieri sopralluogo di Veneto Strade, sul luogo dell'incidente ci sono 200 metri di costone che devono essere sistemati. Serve meno burocrazia e più fatti. Già nel 2008 evidenziai la pericolosità di quella strada. È perentorio il tono del professor Vittorio Fenti, noto geologo di Agordo, nel commentare la tragedia sfiorata domenica sulla Gordina. 15 anni fa, racconta Fenti, ho elaborato uno studio per conto di ANAS e avevo previsto di spostare la strada fuori dalla verticale e quindi limitando il rischio di caduta sassi. Allora la 203 era statale, ora è regionale e il gestore è Veneto Strade. Ma la situazione non è cambiata. In tutti questi anni nessun intervento radicale, ma solo opere, insomma urgenza. L'approfondimento da pagina 2 a pagina 3. Neonata morta per la rottura dell'utero materno, autopsia con 8 consulenti, da chiarire se si poteva intervenire in altro modo. La bimba era sana, sarebbe morta per la rottura dell'utero della mamma sulla cicatrice del precedente taglio cesareo. Queste le prime risposte arrivate dall'autopsia effettuata ieri nell'unità di anatomia patologica di Padova sulla piccola nata morta all'ospedale San Martino di Belluno il 26 maggio scorso. Resta da chiarire adesso se la rottura dell'utero poteva essere evitata o se si poteva intervenire in tempo, evitando che compromettesse il parto, ad esempio con un cesareo. L'approfondimento a pagina 8. Feltre e Castelli, 24 ore, venerdì la città sale sui pedali. La foto di copertina invece ci porta nel capoluogo, festa dei carabinieri, una provincia nel complesso sicura. Furti e truffe, scoperto l'84% dei responsabili. Ieri la festa dell'arma, diffusi i numeri che danno la fotografia di un territorio in cui i carabinieri nell'ultimo anno hanno scoperto gli autori dell'84% dei reati denunciati, solo il 16 sono rimasti ignoti. Ogni giorno viene smascherato un ladro o un truffatore. Si parla anche di viabilità in questa prima pagina del Gazzettino di Belluno. Varianti di Longarone per i giochi, improbabile. Cortina d'Ampezzo e la provincia di Belluno aspettano che il governo sblocchi l'iter dei lavori per i giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. Tra le opere più attese del piano regionale è la variante di Longarone alla statale 51 di Alemagna per oltre 395 milioni di euro. Pieve di Cadore, si chiude un'era, sarà demolita la colonia della Magnifica a Caorle. L'ex gioiello marino a Caorle della Magnifica Comunità di Cadore è pronto alla demolizione. Si chiude così con la tavola rasa la vicenda dell'immobile che ospitò delle lunghe estati generazioni di bellunesi. Il progetto venne affrontato dal Consiglio comunitario l'8 ottobre del 1948. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, 40 anni fa la prima legge sulla montagna, l'anniversario. Borgo Valbelluna rinasce il cinema Verdi, avrà 140 posti. E ancora volontari Hauser, circolo Elbroi, 50 persone per le consegne nella valle, notizia che ci porta ad Agordo. Il premio Eliana Olivotto vince il concorso dedicato a poesie in vernacolo. Sport bellunese, rugby, la Fir Bacchetta Lissa D'Inca si informi, era il protocollo. La federazione rugby replica l'atleta bellunese tenuta fuori dal campo dopo un infortunio durante la finale scudetto a Mogliano. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso notizia messa in primo piano come quella che abbiamo trovato nell'edizione del Gazzettino di Belluno, ovvero la viabilità sulla strada regionale 203 della Gordino, verifiche con i rocciatori, la 203 priorità bellunese. Attesa per la perizia geologica sul versante da cui c'è stato il distacco, la pioggia rallenta i controlli. Veneto Strade, non c'è budget per allontanare la strada dal fianco della montagna. L'approfondimento a pagina 26. Foto di copertina simile a quella trovata sulla prima pagina del Gazzettino, ovvero la festa dei carabinieri, l'affetto di Belluno per l'Arma dei Carabinieri. Pigozzo, il radicamento è la nostra vera forza.
Mondo del lavoro, Longarone, Mitsubishi si fa avanti per gli esuberi della Safilo. Puzzle Safilo, il piano di cessione dello stabilimento di Longarone alla Telios prevede il mantenimento di 250 dipendenti o poco più sui 468 attualmente impiegati dall'azienda. E gli altri? I vicini di stabilimento di Marcolino potrebbero assorbirne una cinquantina, altrettanti potrebbero passare a Mitsubishi in Alpago. Può funzionare? Da tempo la CGIL si dice contraria allo spezzatino, una schiarita è attesa in un paio di giorni. L'approfondimento a pagina 14. L'autopsia nata morta, la tragedia all'ombra dell'epidurale, notizia trovata anche sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Feltre, manutenzioni anti-allagamenti, interventi su 800 tombini. Siamo in Alpago, Valdenogher festeggia la ritrovata osteria, spazio al mini market. E ancora a Cortina, super bonus ai 2 dirigenti sul piatto 90.000 euro. I 2 dipendenti avranno un'integrazione di 35.000 euro più altri 10.000 legati al raggiungimento di obiettivi. Satta e Berettini, la coppia più attesa alla 24 ore in bici, ciclismo, solidarietà e glamour. Alla 24 ore Castelli che partirà venerdì alle 21, l'attesa è tutta per la coppia del momento, quella formata dalla showgirl Melissa Satta e dal campione di tennis Matteo Berettini. Renzo Rosso ha rollato entrambi, ma lui ha dovuto poi fare forfait. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamo al suo interno come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale e poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, politica e giustizia, Corte dei Conti, la rivolta. I magistrati contabili senza il controllo concomitante, legalità indebolita, il governo impone il voto di fiducia, Meloni non c'è stato alcun bavaglio. Ecco una dichiarazione della premier Giorgia Meloni, confermato ciò che ha fatto il precedente governo, nessuna deriva autoritaria. L'intervista a Federico Cafiero de Raho a pagina 3, il governo consente a mafie e corrotti di sguazzare nel fango della illegalità. Ecco una sua dichiarazione, il controllo concomitante evidenziava eventuali malfunzionamenti, comuni privi di adeguate professionalità si ritrovano enormi responsabilità. E adesso la cronaca a pagina 4, il dramma dei femminicidi, il killer ha ucciso Giulia con il coltello piccolo, né rabbia né vendetta. In Pagnatiello, ho pulito la lama dell'arma e l'ho rimessa sopra il forno, oggi la scientifica nell'appartamento di Senago, l'avvocato rinuncia alla difesa. Le parole glaciali l'ho nascosta tra le erbacce in una strada che facevo con lei. Ho colpito Giulia con un coltello più piccolo con il manico nero e la lama in acciaio di circa 6 cm, poi l'ho lavato con acqua e sapone e l'ho rimesso su un ceppo posto sopra il forno della cucina. Dopo una notte in cella a San Vittore, la mattina di venerdì 2 giugno, Alessandro in Pagnatello torna a confessare l'omicidio della compagna Giulia Tramontino al 7° mese di gravidanza. Questa volta è davanti al giudice Angela Minerva che ha poi convalidato il fermo delle PM in Pagnatello, ripete quanto detto nella notte tra mercoledì e giovedì quando, dopo un'intensa giornata di accertamenti, dopo gli insulti e i calci sul suo tirocche dei vicini di casa, è crollato. È in caserma a Senago, ha ammesso: sono stato io. Ancora politica, la mia destra affidabile, la premier in TV, Schlein non distingue il dissenso dalla censura e difende la norma sulla Corte dei Conti, abbiamo fatto come Draghi. Altre dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'invasione dell'Ucraina a pagina 6, missione di pace, l'inviato del Papa Matteo Zuppi a Buca, dialogo esplorativo, oggi previsto l'incontro con Zelensky. E sempre in merito all'invasione dell'Ucraina, guerra senza limiti né deterrenza, si vince solo rovesciando i fronti, il conflitto fa verso la distruzione completa del nemico, sarà Kiev a decidere dove sarà necessario fermarsi. Attualità, la pietà del padre, erano insieme nel cestello caduto in un cantiere, papà Fanella è sopravvissuto al figlio Robert di 20 anni. Il funerale nella fotografia scattata da Filippo Rubin del quotidiano La Nuova Ferrara. Ecco un'altra notizia che ci porta appunto in questo caso in Emilia Romagna. E a proposito di Veneto, siamo a pagina 9, cambiamento climatico, una piattaforma online per le previsioni dell'impatto a nord-est, alleanza ARPA FVC, e in futuro inverno fino a 5 gradi più caldo, Ciambetti, qualità dell'aria, direttiva UE fissa obiettivi irragionevoli.
Il maxi processo Eraclea non fu mafia. Il tribunale, un'organizzazione criminale che in alcuni casi ha usato metodi mafiosi, Luciano Donadio, condannato a 26 anni e 3 mesi, ha assolto l'ex sindaco Mirko Mestre. L'approfondimento a pagina 10 e a pagina 11. Ma andiamo avanti con le notizie che riguardano la provincia di Belluno. La rubrica Veneto Economia ci porta nel bellunese a Longarone, lavoro e industria nel Veneto, Telios, Marcolin e ora Mitsubishi. È scattata la corsa ai dipendenti Safilo. A Longarone, bacino dove la manodopera è un bene prezioso, aziende pronte ad assumere, ma c'è il no della CGIL allo spezzatino. Questa è l'avvertenza. Lo stabilimento Safilo di Longarone ha 468 dipendenti. Vediamo come potrebbero essere distribuiti. 350 sarebbero sotto Telios, Marcolin e Mitsubishi Electric, rispettivamente 250 per Telios, 50 da parte di Marcolin e 50 da parte di Mitsubishi, per un totale di 350 dipendenti. La Safilo attualmente nello stabilimento di Longarone ha un organico pari a 468 dipendenti. Questi numeri: Telios, luogo sempre Longarone con 900 dipendenti, Marcolin sempre a Longarone con 800 dipendenti, Mitsubishi in questo caso siamo in Alpago con 300 dipendenti. E adesso un fatto di cronaca che ci porta nel capoluogo bellunese. Sanità, pagina 15, l'autopsia, bimba nata morta, escluse malformazioni, l'epidurale può aver nascosto la tragedia. La cicatrice del primo cesareo ha ceduto durante le contrazioni del travaglio, indagati medico e 2 ostetriche. La bambina era sana, nessuna malfunzione, nessuna malformazione evidente, è venuta alla luce morta per la rottura dell'utero della mamma sulla cicatrice del parto cesareo del novembre 2021, 1 anno e mezzo fa. Sono le prime risultanze dell'autopsia eseguita ieri pomeriggio all'Università di Padova dal medico legale Antonello Cirnelli, assistito dall'anatomopatologa Marni Fedrigo e dal ginecologo Pantaleo Greco, oltre che dai consulenti nominati dalle parti. 90 giorni di tempo per gli esami istologici e la consegna della perizia alla Procura della Repubblica. Dopo la denuncia presentata dalla famiglia moldava residente a Sedico attraverso l'avvocato Anna Casciarri, il pubblico ministero Simone Marcona ha iscritto nel registro degli indagati un medico e 2 ostetriche per l'ipotesi di reato di omicidio colposo, un ginecologo di notevole esperienza che è stato anche primario all'ospedale di Vicenza e 2 dottoresse bellunesi che sono difese dagli avvocati Ferdinando Coppa ed Erminio Mazzucco. La donna aveva trascorso una gravidanza senza complicazioni e tutte le indagini diagnostiche, compresa l'ultima ecografia, erano state positive. Non c'erano segnali che potessero far pensare alla tragedia che si è consumata la mattina del 26 maggio nel reparto di ostetricia e ginecologia del San Martino. La sentenza: caposala minacciata, puntandole un bisturi, condannata a Laos. Altro fatto di cronaca giudiziaria che riguarda la sanità bellunese. Ancora a processo, altro fatto di cronaca giudiziaria, viaggia senza biglietto e colpisce il capotreno. Sempre in questa pagina un richiamo invece per quanto riguarda le scale mobili di Lambioi. Siamo nel capoluogo, la rampa B resta chiusa per 1 mese e mezzo. Continuiamo con pagina 17, sempre dal capoluogo, il futuro del Colle, l'immobilismo attanaglia il Nevegal, ma c'è una speranza per l'hotel Olivier. L'immobile torna all'asta, c'è stato un interessamento, nessun gestore invece per il bar del comune alle Torri. Piazza dei Martiri del Buio, c'era un guasto riparato, questo il fatto avvenuto domenica scorsa. E adesso invece festa per i 200 anni dell'Arma dei Carabinieri. Siamo sempre nel capoluogo bellunese, anno di arresti e denunce. Pigozzo, il radicamento è il nostro punto di forza. Il comandante provinciale plaude al lavoro di stazioni e reparti sul territorio. Alle caserme l'82% delle segnalazioni di reato, in un anno risolti 1127 casi. Abbiamo altri dati: 17 è il numero delle violenze sessuali trattate, si aggiungono 37 audizioni protette, 57 casi di maltrattamenti in famiglia, 22 di stalking, 4 sono stati gli arresti di incauti, cercatori di cimeli dei conflitti mondiali, 1350 le denunce in un anno, 300 in Piazza Duomo per la festa dei ieri carabinieri in grande uniforme storica. Continuiamo con pagina 20, cittadini preoccupati, siamo sempre nel capoluogo, uno scivolo per il fango in via San Francesco, segnalazione alle autorità. Notizia di spalle, le piogge hanno riportato la normalità, resta in vigore l'ordinanza regionale, acquedotti a regime fino a fine luglio, ma fontane chiuse.
Andiamo avanti con Pradeluni, muretto cede residente isolata, il comune libera la strada ed ecco appunto il muretto a sassi collassato in via Pradeluni ieri pomeriggio. Siamo a pagina 21, sviluppo e sostenibilità, i progetti degli studenti premiati dai club Lions. E ancora il premio Ascotrade, concorso Digi e Lode, vince Bolzano Bellunese. Mondo scolastico, termoscanner donato dagli ex allievi dell'ITI, un regalo alla scuola. Per il mondo dell'occhialeria, Luxottica e Harvard unite per formare i dipendenti. Continuiamo con pagina 22, 800 tombini ripuliti dal comune, lotta agli allagamenti con le manutenzioni, notizia riferita ai lavori pubblici che interessano il comune di Feltre. Rimaniamo a Feltre con questa notizia di spalle, l'Unione Montana Feltrina sistema la sede, tornerà il fulcro della protezione civile. La 24 ore Castelli darà spettacolo, attesa la coppia Berettini-Satta, campioni sportivi e VIP al via venerdì alla sfida ciclistica in centro. E continuiamo con pagina 23, altre notizie riferite al Feltrino, siamo a Pedavena, comune e associazioni lanciano il doppio servizio di doposcuola, parrocchia, comunità di Villa San Francesco e Onda Blu a fianco dell'ente locale. Le proposte saranno diversificate per il tempo pieno e per l'orario ordinario. Soddisfatto il sindaco Nicola Castellaz, risposte alle esigenze delle famiglie. Feltre, borse di studio e premi ai migliori allievi del centro unisono e ancora il processo svuota il conto all'anziana amica per 60.000 euro. Altre due notizie da Feltre, rubinetti a secco giovedì per lavori alla rete idrica, incontri sulla legalità, coinvolte molte scuole. Siamo a pagina 24, ancora dal Feltrino, Sovramonte, bike sharing serve a accelerare, a ottobre partano i lavori. Definitivo il passaggio di destinazione d'uso dell'area dell'ex hotel Montepavione, il sindaco del comune di Sovramonte Dalla Torre. Entro 2025 l'intervento con i fondi Brancher va rendicontato. Ancora dal Feltrino, Cesio Maggiore, Busche, spostato il cippo in memoria dei fucilati. Feltre, alluvioni in Emilia, raccolta fondi ancora aperti. Ancora Basso Feltrino, Zanolla e Bogana in regione per la fusione dei comuni. E a proposito di fusione, siamo a Borgo Valbelluna, il nuovo comune dalla fusione di Lentiai, Mel e Trichiana, ex Cinema Verdi Nuova Vita, 2,6 milioni per ristrutturarlo. Chiuso da ormai 50 anni, diventerà una sorta di polo culturale per il lentiaiese, salvaguardate tipologia architettonica, finiture e contestualizzazione della piazza. Notizia di spalle che ci porta a Falcade, Ritiro Venezia, un contratto quadriennale a 80.000 euro. Sedico diffamava le sue ex, sentenza definitiva. Limana, ieri sera, variazione di bilancio e convenzioni al centro del Consiglio Comunale. Sempre dalla Gordino, la notizia che ha aperto l'edizione di oggi sia del Gazzettino e sia del Corriere delle Alpi, verifiche con i rocciatori sopra la 203, i sindaci a Gordina in cima alle priorità. Attesa per la perizia geologica, servono altri controlli. Veneto Strade, ma non c'è budget per spostare la sede stradale e vediamo alcune immagini dell'auto colpita da un masso domenica lungo la strada regionale 203. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma vedete che i danni sono davvero impressionanti, riportati sul tetto che ha praticamente, questo masso ha praticamente sfondato il tetto dell'auto, ma fortunatamente senza provocare feriti e soprattutto vittime. La soluzione nel piano di allontanamento del sedime, ma costa almeno 60 milioni e come potete sentire non ci sono soldi. Il papà è rientrato a casa con il SUV sfondato, danni da quantificare, moglie e figli sono tornati con gli amici. Un approfondimento in merito a questa famiglia che ha subito questo danno da un masso cascato lungo la strada regionale 203. Siamo in Alpago, Osteria dell'Alchimista, una scommessa, ridaremo vita alla casa e a Val de Noguer. Vania Zalini e Lucia Svalduz con rispettive famiglie hanno trasferito nei nuovi locali anche il loro negozio di alimentari ed ecco appunto alcuni scatti che rappresentano l'inaugurazione di questo locale. Ponte nelle Alpi, teatro a scuola, il progetto tira le somme di Lamosano e Lorenzago, le classi vincenti. Longarone, domenica infiorata di Igne 2023 sul tema delle tradizioni. Ponte nelle Alpi ha aperto in Viale Cadore un nuovo Lube Store. Siamo a pagina 28, Cortina, Ponti d'Oro per i 2 dirigenti comunali, prevista una spesa di ben 90.100 euro, di cui solo 20.400 legati a obiettivi da centrare ad integrazione dei loro stipendi.
E sempre da Cortina, dagli schermi del PC alla sella e al manubrio, è il gelato pedalato Nuova Vita di Roberto. Gira con la bici attrezzata per Cortina e non solo, ora sono felice, l'unica cosa storta è il meteo. L'intervista di Gianluca De Rosa vi aspetta a pagina 28. Conclusa la messa in sicurezza dell'antica strada San Marchi, parte integrante dell'Alta Via numero 5, ha visto in primo luogo la sostituzione delle tratte ammalorate e lavori da circa 80.000 euro su progetto dell'Unione Montana e con il prezioso intervento delle guide alpine. Dalla rubrica Cultura e Società, il progetto sociale C'è un futuro diverso all'orizzonte, gli sguardi invisibili lo possono vedere. Parte da Villorba la mostra itinerante ispirata a Calvino e realizzata dagli ospiti delle strutture contro le dipendenze. Dalla rubrica Giorno e Notte, con il dono di Estia del Santo torna in libreria Rifletto su arte e amore. L'opera sarà presentata venerdì in anteprima alle Due Zittelle di Belluno. Lo scrittore parte da fede e religione per parlare dei rapporti umani. Sempre dalla rubrica Giorno e Notte, interesse a Cannes con il corto di Sossai Una bella vetrina, il compleanno di Enrico, unico italiano proiettato alla Quinzaine des Sisters. Sport bellunese, rugby femminile a 7, le Tigers Feltre alzano la Coppa Italia, grande qualità di tutte le ragazze. Le Granata dominano la finale giocata sul campo di Mira, Norelli grazie a Turin artefice di questa squadra. Mondo del nuoto, attesi 450 nuotatori per la 10ª vasca longa, 3 giorni per Pollicino. E ancora dal nuoto giovanile, la sportivamente 11ª a Castagnetti, bronzi a Simon e Monestier. Calcio di promozione, Pellicano, Loate Malacarne, 3 big al Borgo Valbelluna. La novità, il Cadore torna in terza categoria, il mister sarà Vincenzo Oliviero. Pallavolo Serie 3, Darold, Candeago e Saluti, Paganin verso la conferma. Lo schiacciatore bellunese lascia per motivi di lavoro dopo 2 anni difficili. Divorzio da Guastamacchia, si valuta il giovane Andrea De Col per sostituirlo. E sempre dalla pallavolo, Limana cerca allenatore dopo la retrocessione in D, si valuta un acquisto diritti. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Sulla pianura centro-meridionale iniziali nubi regolari seguite da ampie schiarite, via via più ampie nel corso della mattina. Al pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi e localmente sulle zone insieme, altrove sereno o poco nuvoloso. In montagna da sereno o poco nuvoloso a regolarmente nuvoloso nel pomeriggio. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluna. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.